Barzelletta in siciliano. Posso? Allora, c'era un proprietario di un terreno, la conto in siciliano che è meglio, e aveva proprietario a sta, e aveva a mettere i cristiani a travagliare. Allora, cercava un sacco di cristiani, e trovava un tunisino che era in gamba veramente. Questo tunisino si mise a travagliare. Lo padrone che fece? Lo vide, dice, andiamo a casa, travaglia veramente forte questo picciotto. Dice, c'ha a fare un regalo a questo do. Piglia la sera e ci regalò un bello orologio, sa, un bello orologio, un tunisino, era una cosa veramente ottima. Allora, sto tunisino aveva l'orologio, dice, mamma mia, dice, io avevo l'orologio ora nuovo, dice, troppo bello questo, troppo bello, grazie padrone, grazie. Allora si mise a travagliare, non male, stava attento sempre all'orologio, si rompia. Allora che bello, non lo so come fu, l'orologio si ferma. Subito corre, te lo padrone, dice, padrone, dice, l'orologio è rotto, dice, non funziona più. Dice, senti qua, dice, avevamo picca tempo, dice, facciamo una cosa, dice, stasera, dice, io te l'aggiusto, te lo riparo. Io sono nella casa, via sembra la testa sull'orologio, dice, come a fare? Dice, io un paese senza orologio, dice, lo devo aggiustare. Piglia l'orologio, l'ho messo sopra la tavola e ha cominciato a chiamarlo tutto, pezzone per pezzone. So che ci trova dentro un moscerino, una moschetta. Basta la piglia e ce la leva. Piglia l'orologio, lo monta tutto. Appena monta l'orologio, c'è la coida, comincia a camminare. Un barone era contento. E corre subito il padrone, topplia la porta di sera, dice, padrone, dice, l'orologio funziona di nuovo. Dice, come funziona di nuovo? Dice, giustato io, giustato. E so quella. Niente, macchinista morto, dice. Me ne racconto un'altra veloce. Allora, un cristiano va a vedere, sembra lo stesso va a vedere, un va veramente in gamba. La signorina dice, buongiorno signor Ross, dice, lei dice, facciamo oggi dice, il solito taglio. No, dice, oggi facciamo una cosa, dice, cambiamo taglio, dice, facciamo taglio a coda di gatto. Dice, a coda di gatto, dice, prego, si sieda. Dice, qua dice, abbiamo 200 diploma, dice, la migliore esperienza, dice, non si preoccupi che sarà servito. Sassetta ci messo la tovaglia, Giantone. Allora piglia ci fa, dice, un attimino ci mettevo un pochettino vedere com'è questo coda di gatto. Piglia lo giornale, comincia coda di gatto, e non lo poteva trovare, stava impazzendo, dice, ma come? Può essere mai, dice, io non so come si taglia coda di gatto. Allora, disturbato, vado signor Ross, dice, ma signor Ross, dice, ma scusate, dice, io purtroppo, dice, non è che saccio tutti i tipi di tagli, ma sto proprio coda di gatto, dice, mi sfugge, dice, ma vuole dire com'è? Ce lo dico io, ogni volta ci mi taglia a minchia di cane, ci volevo tagliare a coda di gatto. Basta, grazie a tutti.